Udine è sicura, Udine che ha bisogno di sicurezza per migliorare la sua vivibilità, per migliorare l'offerta che spetta innanzitutto agli udinesi ma anche agli ospiti di questa città, agli turisti che cominciano ad essere numerosi. Con il dottor Federico Malignani che rappresenta appunto l'associazione che così si chiama Udine Sicura, noi vorremmo parlare di questa problematica, di questa criticità. Udine ha delle insicurezze che deve correggere, dottore? Beh, mi pare che le leggiamo tutti i giorni sui giornali. C'è un problema indubbiamente che è andato crescendo dalla fine di quest'estate, almeno per quanto riguarda il centro, ma che credo che nelle zone un po' meno centrali si senta già da un po'. Noi nasciamo quasi per caso, c'è stato un gruppo di amici che si scambiava messaggi, poi sono arrivati gli amici degli amici, poi i conoscenti degli amici, finché la cosa si è ingrossata ci siamo resi conto che c'era una richiesta di sicurezza e quindi siamo andati avanti. L'amministrazione comunale ci ha subito ascoltato e devo dire che siamo molto contenti. Non della situazione, perché preferiremmo non occuparci di queste Ma comunque cose, dell'attenzione. ma dell'attenzione che ci ha portato, voglio dire, già sui giornali o alle televisioni o in radio. Abbiamo parlato anche con le autorità competenti, con le forze dell'ordine, con le quali intendiamo offrire tutta la nostra collaborazione. Credo che l'obiettivo non è fare miracoli, perché nessuno li può fare, però almeno provare ad avere un atteggiamento da parte dei cittadini di osservazione e segnalazione dei problemi, perché se noi li segnaliamo, fanno casistica, ci si rende conto di qual è la situazione e poi eventualmente si pone rimedio. Altrimenti se nessuno denuncia, se nessuno telefona, perché è E se fondamentale. nessuno guarda bene, insomma, quello che Esatto. sta accadendo accanto a noi. E sono cose che già si verificano in altre città, con iniziative differenti, con anche tematiche differenti, però voglio dire, seguiamo un po' quella strada, ma in una maniera particolare nostra, coinvolgendo il più possibile i cittadini. Io immagino che le attività imprenditoriali siano quelle più attente a questo vostro messaggio. No, non necessariamente, ci sono tantissimi cittadini residenti nelle varie zone che ci chiedono, poi ci sono le attività commerciali, imprenditoriali, però è un problema che viene anche dai residenti e perfino dalla gente che magari non sta a Udine ma lavora a Udine e quindi magari esce la sera tardi e si trova in situazioni non piacevoli.